La trevigianità accompagnata negli anni, un riconoscimento alle attività storiche della città consegnato in sala Arazzi del comune a un centro contabile, un'oreficeria, un ortofrutta, un'osteria, un'ortofrutticola e un negozio di antichità, che entrano ufficialmente nel registro regionale in quanto luoghi di valore storico per la comunità. Una città vive dell'anima dei propri rappresentanti e l'anima di questi commercianti è davvero forte e ha formato con le loro attività generazioni di trevigiani. Loro non sono solo delle attività commerciali, ma sono la storia che ha accompagnato questa città. Un incontro che mette insieme tre mondi pubblici, Comune, Ascom e Regione del Veneto, nella consegna delle targhe realizzate poi da Ascom, nel riconoscimento attribuito a chi ha interpretato e accompagnato la comunità nel corso degli anni. Le luci accese erano le vostre quando non potevamo stare più lontani da casa di 200 metri. Cioè il segno della comunità c'era e era la vostra. Un ruolo sociale di aggregazione, luoghi che rappresentano l'anima della città, il ricordo dei momenti difficili creati dalla pandemia e la celebrazione di attività che rappresentano Treviso e che negli anni hanno fatto storia e ancora esprimono la città pur avendo passato il testimone. Una parte, una L di quella mattonella probabilmente l'ho pagata io in mozze, in scoasse, in cedri e quant'altro, considerato quanto ho frequentato quell'attività.